perché negli occhi c'è l'espressione del cuore, cioè di chi ha effettivamente bisogno. Non bisogna lasciarli da soli, cioè non bisogna lasciarci da soli. Maria, non bisogna lasciarci da soli, e che dobbiamo fare? Dobbiamo vivere per combattere, perché per noi questa è la nostra prima guerra, è quella di combattere la nostra. Il sindaco se n'è andato. Se n'è andato? Sì. Posso parlare? Sì. Allora, praticamente io ho scappato due cose, poi non so, fate una colletta, fate una colletta. Allora, io ho scappato due cose al sindaco, quello di dare più attenzione a noi disabili, cioè nel senso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Vedete, può sembrare una fesseria, ma il sociale è importante per il malato, cioè socializzare è importantissimo, no, dottoressa? Se non socializzate abbiamo chiuso le porte. Quindi la prima cosa è l'abbattimento delle barriere architettoniche. Io devo avere la possibilità di San Martino, dove abito, di avere la possibilità di andare nel consiglio comunale e dire la mia, perché se ognuno di noi si impegna a mettere il suo sapere a disposizione, riusciamo a vivere tutti bene. Il momento in cui il sapere resta nostro o chi pensa di sapere non lo sa, diventa una cosa complicata. Quindi dobbiamo far sì che dobbiamo partecipare